Ormai sono quasi 4 anni che sono a Roma, però a Treviso ci torno perché innanzitutto ho i miei amici e quindi comunque... Vuoi salutarli? Assolutamente. Un bacio a tutti, Jack, Leo, tutti quanti, ci vediamo presto a casa. I suoi amici di Treviso, di Morgano, quelli che lo aspettano per rivederlo, per stringersi ancora una volta attorno a lui. Manuel Bortuzzo ha cuore aperto a Ring nella sera del concerto che Trieste gli dedica per aiutarlo nelle cure. Una vita stravolta in una sera di febbraio a Roma nel modo più impensato, proiettili nel buio e quelle gambe che non si muovono più. Ma ciò che emana Manuel oggi è luce, forza e solarità. Anche nel buio totale, secondo me, uno spiraglio di luce, di speranza c'è sempre, no? E che a volte non bisogna fermarsi a quello che ti dicono, ma devi essere un po' tu a dover dire cavolo, io sono io, decido io per me stesso. La tenacia è premiata, un nuovo esame indica che la lesione midollare non è completa e che una speranza per il futuro esiste. Speranza, parola d'ordine della sua vita, non avrebbe altrimenti intitolato Rinascere il libro che racconta la sua storia. Una propria vera rinascita perché ho avuto una vita interrotta da un coma e un risveglio, quindi comunque una rinascita. Già dal primo momento in cui ho aperto gli occhi, che ho avuto il primo discorso con i miei genitori, avevo capito che era una vita diversa. Nonostante quello che è successo, mi sto riprendendo le mie vittorie, mi sto riprendendo tutto quello che un po' mi è mancato, in modo diverso. Però sto ancora continuando a vincere qualche medaglia. Né odio né rabbia, ma consapevolezza, ecco perché alla lettura della sentenza di condanna per i suoi aggressori ha detto «questo non mi restituirà le gambe». Io in quel caso lì non è che pensavo, sai, sto soffrendo di questa cosa, io ti dico la verità come sta, la loro sentenza è che se ne prendono 5, 16, 20, 50, non mi restituisce le gambe, quindi fate come volete, tanto come loro ce ne stanno tanti altri, quindi voglio dire, prima o poi... bisogna fare qualcosa di più grande. Manuel non si ferma, va avanti perché vuole tornare a camminare e quel libro è il manifesto della sua forza. Ve lo consiglio, dai, fate un regalo, fate quello che volete, ma secondo me vi piacerà. Perché ho ricevuto tantissimi commenti di gente che se l'ha letto in 2 ore, che se l'è mangiato, che mi scriveva cavolo è già finito. Purtroppo sì, ma arriverà una replica, chissà. Eh sì, fra 10 anni come dici tu. Ma anche prima. Anche prima. Attenzione, qui c'è una notizia. Manuel, grazie davvero Grazie e grazie per la forza che ci dai. Grazie. Grazie.